Domenica mattina io faccio colazione, mi sono già preparata, sono brava, sono le 8:30 quasi. Mi sono preparata perché oggi abbiamo intenzione di andare a fare un po' di spesa e poi per pranzo saremo dai miei per festeggiare il mio compleanno in ritardo. È arrivato anche lui. Ciao. Subito, così con la testa. Vabbè, quindi faccio colazione. Devo ancora arieggiare la camera, ma c'è troppo freddo fuori, quindi ho detto Franz -10. Insomma, c'è troppo freddo, quindi non arieggio di sicuro adesso. E anche perché sono a casa la mattina, quindi posso arieggiare quando arriva il sole. Non devo necessariamente arieggiare, come quando lavoravo la mattina, dovevo arieggiare per forza la mattina prima di andare al lavoro. Qua si va avanti a coccole, a coccoline. Sta invecchiando, questo gattaccio, non so se abbia qualcosa. C'ho un po' i dubbi, c'ho un po' i dubbi. Sta bene perché sta bene a vederlo, però ci sono delle cose un po' strane. Non lo so. Anche Pipo si comporta un po' diversamente con lui. Secondo me c'è qualcosa che non va. È che non so dove portarlo dal veterinario. Io sono sempre andata in una clinica che comunque è abbastanza distante da casa. Poi Pepe è problematico in macchina, lui non vuole stare nel trasportino, disfa tutto, quindi deve stare legato ma libero. E quindi con la mia macchina non posso portarlo perché è nuova, la distruggerebbe con le unghie. Quindi è un po' difficile la cosa. Vabbè, comunque non so dove portarlo perché in quella clinica non mi fido mica più tanto di quel veterinario. Dopo tutta la storia che è venuta fuori con Numb, il cane. E non so se seguite The Walking Wolf, e il cane Numb, non so se lo seguite, Thomas. Io no, però ho ascoltato tutta sta storia perché c'era di mezzo anche la clinica dove andavo io. E dopo appunto aver saputo tutta sta storia, i miei dubbi, che già avevo un minimo, si sono rafforzati. Quindi non so se fidarmi a portarlo a portarli in caso di necessità di nuovo lì. Oggi esperienza proprio andare a fare la spesa, cioè assurdo. Assurdo perché? Perché praticamente, ho togliere il calendario, sì, non siamo a dicembre, praticamente allora siamo andati al Lidl, ho detto andiamo direttamente al Lidl che poi dovevamo andare dai cinesi e magari fermarci anche alla EO, ho detto andiamo diretti al Lidl. Facciamo tutta la spesa, arriviamo alle casse. Non c'era neanche una cassa normale aperta, ma solo le 6 casse automatiche, come si chiamano? Quelle veloci, no automatiche. Beh, quelle che t'arrangi, no? Ecco. C'erano solo quelle 6 casse aperte. Nessun'altra cassa. Ma chi fa tanta spesa non può usare quelle casse là perché perde un sacco di tempo. Infatti c'era un ragazzo, poveretto, ha perso un casino di tempo. Noi eravamo poi, vabbè, io ho detto, boh, svuoto il carrello, ho svuotato mezzo carrello. Siamo arrivati alle casse, ne avevano aperta una. Un nervoso, ma un nervoso. Ho preso solo il necessario, c'era tanta roba extra. Quindi da una parte ci è andata bene così. Abbiamo speso molto meno. Però anche altra roba ci serviva. Cioè, non è andata bene, questa spesa non è andata bene. Adesso preparo le immondizie per domani e poi andremo a pranzo. Sono mezza congelata,
Oggi è lunedì, sono mezza congelata perché, vediamo se riesco a far stare il telefono, sì, perché mi sono messa fuori a togliere le decorazioni natalizie e perché io quest'anno sinceramente spirito natalizio proprio zero, ma comunque oggi è il 5, domani sarà il 6, fine di tutte le feste, Epifania, e quindi ho deciso di fare già oggi questo lavoro di togliere tutte le decorazioni perché tanto passato il Natale secondo me sarebbero già da togliere perché non ho io lo spirito natalizio, non ho io quella cosa che fa tenere le decorazioni. Una volta non ero così, invece in questi ultimi anni sempre peggio. Ho le mani congelate perché fuori fa freddo, c'è un sole ma è molto velato, ma io sto togliendo le decorazioni da quella parte della casa e quindi sole non ce n'è. Sono congelata. Infatti mi sono preparata al tè caldo perché ho detto qua mi devo scaldare un attimo le mani perché ce le avevo ghiacciate prima, adesso sono già meglio, sono tutte secche. Mamma mia, cioè, ho un disastro, queste mani sono un disastro. Mamma mia. Ah, un po' di tè caldo, senza niente, senza zucchero, senza limone. A me piacerebbe con zucchero e limone, però già il tè non mi fa bene alla vescica, se ci aggiungo anche zucchero ancora peggio. Limone non è che faccia proprio benissimo ai denti, cioè la combinazione tè, zucchero e limone ai denti, per i denti è un disastro, quindi tè normale, basta, non metto niente dentro. E oggi distruzione di tutto ciò che ho fatto. No, ho lasciato il festone verde sulle pareti delle fioriere, l'ho lasciato, però il resto l'ho tolto, le luci le ho tolte, le palline di Natale le ho tolte. Già quello mi ha impegnato parecchio, togliere le luci. Già ero stata tanto a metterle e anche toglierle è stato un po' difficile perché erano ben incastrate. Il mio panettiere, ecco il mio panettiere. Ecco, panettiere modalità on. Basta prenderlo in braccio, lui modalità panettiere. Sì, vero? Bacino? No. Ecco, modalità panettiere. Quello è il tè, sì. Così visto. Quella è la carta. Guarda tutto quello che c'è intorno. Vabbè, comunque niente, sto facendo sto lavoro. Non che avessi voglia, però ho detto lo faccio perché non mi bere il tè, non ciucciare, perché altrimenti non lo faccio più. Almeno mi tolgo un pensiero, perché anche togliere tutte le decorazioni è un lavoro. E quindi ho detto lo faccio subito, che così non ci devo più pensare. A parte... Ah no, è l'ombra degli occhiali. Madonna. E a parte che comunque dovrò togliere anche tutto il verde, ma quello lo toglierò penso febbraio-marzo. Il festone verde, i rami finti, penso li terrò comunque fino a marzo. Devo ricordarmi di togliere anche le luci di Natale che ho qua in poggiolo. Funzionano benissimo, basta che ci sia sole di giorno e si ricaricano e la notte funzionano, però devo ricordarmi di toglierle, perché anche quelle non sono abituata ad averle e quindi mi sono ricordata di averle e dimenticata tante di quelle volte che comunque farò anche quello. Cosa stai facendo? Puoi mica andare sulla cucina? No, 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 cosa hai sentito adesso? Ah, sì. Ha sentito la bustina della pappa del Felix, che è il lavandino che devo risciacquarla. Sente tutto. Tu sei un po' stressante. Tu sei un gatto stressante, vero? Sì. Vabbè, devo cambiare ciabatte perché queste mi fanno un freddo ai piedi perché il piede non è isolato. Se uso le Crocs sono in gomma e quindi isola dal pavimento, quindi il piede rimane comunque più caldo. Invece queste qua non c'è isolamento,
ho i piedi praticamente per terra, il pavimento è gelido. Qui ho la biancheria da mettere via che ho piegato prima. E ciao! Mamma mia come sei bello! Sì, sì, sei bellissimo, sei. Fai un po' male, ma insomma. Eh? Vado a finire il lavoro che ho iniziato, quindi sistemare tutte le cose natalizie, sistemare, metterle nelle scatole, poi porterò su dai miei. Ma come sei carino. Stai nella cussa. Però non stai dentro giusto, così non ti scaldi bene. Vabbè. Prima che inizi a bruciare la Befana olimpica con i cerchi. Non so cosa sia quella roba che tiene in mano, un bollitore e boh, non so cosa sia. Qui c'è anche l'alberello sotto. Oddio, mi è scappata. Dove è andata? Non puoi abbandonarmi così. Non puoi abbandonarmi così. È un bob, e veniva, ero curiosa. È un bob, no, è uno slittino. Sì, è la gara. 2026, hanno scritto anche. Sì. Ma non riesco ad ingrandire di più. Accesa. Sì, ma così acceleri, tipo basta. Ma cioè, si sono modernizzati a accenderla da notare. La bombola c'hanno. Mica balle quest'anno. È una novità, eh? Ah, senti già il calore che arriva. Meraviglia. Perfetto. Grazie. Ciao. Ha preso. Spero non arrivi da noi. Tornata a casa. Ah, che ghiacciata. Non so quanti gradi ci siano. Adesso vado a vedere. Che freddo. Aspettate un attimo. Siccome faccio rumore, ecco, chiudo un attimo. Fuoco è morto. Eh sì, Franz è andato a dormire da un pezzo. Sono le... Come mezzanotte? È mezzanotte? Ecco perché avevo sonno. Io pensavo fossero tipo le 11. Come fa a essere mezzanotte? No, io sono sconvolta. Quando si sta bene il tempo vola veramente velocissimo. Vabbè, allora. No, devo stare attenta che Peppe non esca. Circa -8. Ho detto io che c'era freddo. Mamma mia. Comunque l'outfit di questa sera. Allora, maglione, dolce vita, maglia termica e canottiera, jeans che non mettevo da un secolo e mezzo. Questi sono un po' larghi e mi piacciono. Ho un altro jeans più o meno uguale, solo che è un po' più piccolo come taglia e era un po' troppo aderente, quindi ho detto no, devo essere comoda. Era da tantissimo che non mettevo un jeans e questo mi sta un po' largo, quindi mi piace. Jeans e sotto pantaloni termici. Ma c'è freddo ragazzi, è inverno. Adesso apro il regalo che mi ha dato. Io ho dato il regalo a lei e lei ha dato il regalo a me. Pacchettino. Madonna, io non le ho neanche fatto il bigliettino. Lei mi ha fatto il bigliettino con affetto, un buon 2026, happy birthday, perché è anche stato il mio compleanno, Francesca. L'ha fatta a mano. E aspettate, allora.
Io li tengo solitamente, i bigliettini questi qua li tengo. C'ho ancora il suo di non so quando, non dell'anno scorso. Beh, ancora di là. Che bello questo! È di carta, ma bello! Bello! Io di solito uso lo spago perché mi piace. Però anche questo qua di carta, bellissimo. Ah, questi li regalo a Franz. Questi facciamo finta che sia un regalo per Franz, purtroppo, perché io non posso. Allora, questi sono per Franz, perché ci sono le noccioline, quindi io non posso. Quanto vorrei mangiarli, ne ho mangiati un'infinità nella mia vita. Il tè nero aromatizzato rose, petali di rosa Iran, aroma naturale di rose dalla Francia. Io però non ho l'aggeggino che serve per metterlo in infusione, questo qua. Devo comprarlo perché non ce l'ho. È una roba che non ho. E poi c'è un altro regalo. Allora, lei sa che mi piace il maculato. Ormai lo sapete anche voi perché ormai io se potessi mi vestirei sempre maculata. Ho dovuto aspettare che Peppe finisse di trafficare con la lettiera perché lui quando si mette, poi quando lo fa, quando sto facendo qualcosa, sto facendo i video in genere, boh, allora sa che mi piace il maculato, quindi ha preso, cos'è, una canottiera? Oh, bella! Eccola, una canottiera maculata, che tra l'altro è anche abbastanza giusta. Dovrei dimagrire un pochino, però bella, una M. Bella, questa devo provarla. Bella col pizzo anche qua sotto. Ecco, io non ho canottierine così particolari, quindi questa mi piace molto. Perché non ne ho di fatte, una volta ce le avevo. Poi crescendo chiaramente o si sono rovinate o non mi andavano più bene. Io ho solo canottiere normalissime. Non ne ho di così col pizzo. E a me sinceramente piacciono, eh. Bella. Mi piace tanto. Bene, sono molto contenta. Spero che il mio regalo le piaccia. Questa è di Tezenis. Bella. Spero che le piaccia il mio di regalo. Io le ho regalato invece roba da mangiare. Le ho regalato il burro d'arachidi in 3 versioni differenti, che è quello che io uso per il porridge. Siccome anche lei ogni tanto si fa il porridge, ogni tanto prova a fare queste cose un po' più sane, e anche spronata da me, perché se no mangerebbe solo Nutella. Quindi le ho preso queste 3 confezioni di 3 barattolini di burro di arachidi. Uno è quello col cioccolato bianco, uno è quello col cioccolato normale e noci, mi pare, non mi ricordo, e uno è classico, quindi il classico, senza nessun aroma, nessun niente, solo burro d'arachidi. E poi le ho messo dentro per provare, perché gliel'avevo preso proprio per lei, solo che non l'avevo più vista. Sapete quei tatuaggi che mi ero fatta sulle dita, sulle mani? Ecco, quelli semipermanenti che poi dopo 10 giorni circa iniziano ad andarsene, ecco. Avevo preso anche a lei un foglio di quelli lì. Quelli sono quelli che costano, poi io li avevo comprati anche da Shein, ma la durata non è la stessa. Cioè, quelli che costano durano tanto, quelli di Shein non durano praticamente niente. Comunque, diciamo che il principio è quello, cioè il funzionamento è quello, però la durata è nettamente diversa, è nettamente inferiore in quelli di Shein. E niente, le avevo preso questo foglio con questi tatuaggi da fare sulle dita, perché anche a lei piacciono molto. E niente, questo è stato il mio regalo per lei per Natale. E lei invece mi ha fatto queste 3 cose. Diciamo che questo l'ha fatto per Franz, e molto apprezzato. Cioè, sicuramente molto apprezzato. Ok, basta. Io adesso mi vado a cambiare e quasi quasi vado già a dormire perché essendo mezzanotte
Io non mi sono resa conto fosse così tardi. Siamo rimaste lì al falò parecchio, perché è fino alle 11 e qualcosa, siamo rimaste lì. Non abbiamo aspettato che si spegnesse completamente, però siamo rimaste lì tanto. Star là, c'è proprio quel calore che è bellissimo. È così piacevole, veramente. Però stando lì davanti, ho spesso mi è venuta in mente la cosa che è successa in Svizzera, di quei ragazzi, di quel locale. Stando lì davanti, avendo questo calore, cioè pensare come deve essere stato là dentro, cioè se in un ambiente esterno un falò del genere fa quel calore che non puoi neanche stare più di tanto vicino perché ti ustioni la faccia da quanto fa calore, pensare a quanto caldo c'era in quel locale, cioè a che temperatura è arrivata, non lo so. Insomma, più di una volta durante la serata mi è venuta in mente sta cosa. Sarà perché è una notizia, diciamo, non oggi è il 5, quindi non è più tanto nuova, ma insomma è una notizia che per me è il 5, per voi non so che giorno sarà, però per me è il 5. È una notizia recente e mi è venuta in mente diverse volte durante la serata sta cosa. E infatti ne abbiamo anche parlato, sì. Vabbè, niente. Ci siamo bevute un tè caldo, abbiamo mangiato un po' di pandoro. Ah, boh, dai, vado. Ci vediamo prossimamente. Ciao.